Buonanotte a tutti, buona e santa notte in questo Natale 2013 da Campanaro 67. Questa sera in versione un po' d'emergenza questo video, in quanto non ho potuto fare diversamente. Mi trovo a Ostravettere, fuori dalla chiesa di Santa Maria di Piazza. Stanno intonando la Deste Fidelis, è la notte di Natale, la notte del Salvatore che viene al mondo. Non si vede praticamente niente in questa piazza, è molto molto buia. Ci limiteremo a sentire il suono di queste belle 4 campane che al momento del Gloria suoneranno annunciando la nascita del Salvatore. Aspettiamo questo momento particolare. Scusate e perdonate, ma il video è praticamente buio, però quest'anno non ho potuto fare di meglio. Spero comprendiate. Eccolo qua, il momento, stanno cantando il Gloria e speriamo che qualcuno azioni le campane. E per quest'anno è andata così. A tutti gli amici del canale di Campanaro 67, buon Natale e buone feste da Campanaro 67. Buonanotte a tutti, buona e santa notte.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo nuovo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggia. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernotando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve